Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? La violenza. La violenza è il capolinea del buonsenso. È come tirare bestemmie a sassi contro il cielo immenso. La violenza è il respiro odioso di un diavolo conquistatore, invidioso del bello sguardo dell'angelo dell'amore. Come violento il libro della vita, Madama Gioia resta a casa muta. Come violento questo nostro tempo, e la paura circola nel vento. Come violento il parco dei bambini, strappati a Biancaneve da pulcini, cercano scalzi dietro ai biancospini, e gli occhi sono sempre più vicini, più vicini, più vicini. Io se fossi Dio cambierei, da capo un altro mondo rifarei, e dal primo accenno di violenza farei una full immersion in un mare di perfetta innocenza. Wow, 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 wow. Viva la vita, magnifica, bastarda, irresoluta. Wow, 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 wow. Viva la vita, la mia chitarra con e tatta de mitra. Come violento il libro della vita, solo ogni tanto trovi Margherita. Come violento se mi guardo in giro, coltelli, pugni, droghe, qualche sparo. L'inferno forte qui su questa terra si accende con il fuoco di ogni guerra. Quanti veleni sporchi, imbragli e sbagli, rinasceremo sai, rinasceremo sai, serpenti e sonagli. Io se fossi Dio cambierei, da capo un altro mondo rifarei, e dal primo accenno di violenza farei una full immersion in un mare di perfetta innocenza. Wow, 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 wow. Viva la vita, magnifica, bastarda, irresoluta. Wow, 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 wow. Viva la vita, magnifica, bastarda, irresoluta. Wow, 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 wow. Viva la vita, la mia chitarra contro, la mia chitarra suona contro. La violenza? Forse solo nella mancanza di bene di quando sei bambino, o forse già nel primitivo peccato originale, nello scontro tra Abele e Caino. Io comunque, se fossi Dio, anche un solo minuto della vita mia, scriverei un numero quantico di ti amo, ti amo, ti amo, ti amo sulle pagine della pelle tua. Allora sì che sarebbe un libro di sola amorosa poesia, poesia, poesia. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati al secondo appuntamento settimanale con il nostro Auto da Fè, che è gemmato direttamente dal martedì scorso, perché martedì scorso abbiamo parlato del libro che trovate probabilmente anche nel post sulla pagina Facebook della radio che annuncia la trasmissione, ma magari anche in sovraimpressione, lo mandiamo dopo, il libro Milano in un giro di do, scritto da Max Caramani e Daniele Rossignoli, del quale appunto abbiamo parlato settimana scorsa. Max Caramani è ancora con noi questa mattina, lo saluto, lo ringrazio, però chiacchierando l'altra settimana è gemmata, è venuta fuori appunto questa trasmissione di oggi, questo incontro con uno dei protagonisti del libro, una delle persone che sono state intervistate, uno dei musicisti che sono stati intervistati e dei maestri della musica italiana che compongono le pagine di questo libro, che è una narrazione intorno a Milano, ma in realtà è una narrazione intorno alla musica. Allora abbiamo appena ascoltato il brano che ci ha introdotto la nostra conversazione, ed è un brano scritto da Claudio Fontana, detto da Iano, come recita
a pagina 97 l'introduzione alla conversazione che hanno fatto Max e Daniele con te. Allora, ci diamo del tu perché così Je per te tue facilità. a chi j'aime, io do del tu a chi amo. Ecco, allora in questo caso è un amore fulmineo e improvviso perché ci siamo appena conosciuti di persona, poco fa, qui negli studi della radio. Dicevamo, è nata così da settimana scorsa questa idea di una conversazione. A me è piaciuta e l'ho usata per introdurre su Facebook la nostra conversazione sulla pagina della radio, una frase che tu hai detto. Intanto ci spiegherai perché Daiano, no? Claudio Fontana, nasce a Cervia e poi vive a Milano, larga parte della sua vita artistica e produttiva. No, io nasco come Claudio Daiano Fontana, ma siccome ai tempi c'era già uno straordinario cantante che si chiamava Jimmy Fontana, e allora tengo soltanto Daiano, perché non penso che ce ne siano molti, tranne "Oh Diana, solo tu mi conquisti sempre più". Ecco, la frase da cui ho preso spunto per introdurre questa conversazione nostra di oggi, tu a un certo punto a Max e a Daniele dici: quello che mi ha sempre interessato è stato il processo creativo, non tanto la ricerca del successo fine a se stesso, no? La ricerca invece di nuove sonorità, il desiderio di comunicare qualcosa di profondo attraverso la musica. E io poi girando su Spotify mi sono imbattuto nel brano che abbiamo mandato prima, no? Il volto violento della vita. Il libro violento della vita. Il volto della vita invece è stata il volto della vita, guarda un po' la canzone che mi ha dato il via. Ho fatto una sintesi tra quello che era la canzone degli inizi e una delle ultime che hai scritto. No? Guarda, un lapsus più che freudiano, diciamo così. Però quello che mi incuriosiva, da cui vorrei partire, poi la conversazione andrà come vorrà perché non c'è schema, non c'è niente, ma ci sono tante cose da dire, penso. Allora, un artista, poi mi spieghi come entri nel mondo della musica, com'è la folgorazione, perché abbiamo qui avuto un maestro violinista tanto tempo fa e la cosa che più mi incuriosisce sono le vocazioni, no? Dal punto di vista, com'è che scopri? Quello ha scoperto il ragazzino che era fatto per il violino, te come hai scoperto, poi che eri fatto per la musica ce lo racconti tu, però quello che vorrei aggiungere, poi ti lascio subito la parola, è questo. Quella canzone che abbiamo appena ascoltato, Il libro violento della vita, la unisco a quella frase che dicevo prima, cioè la ricerca di esprimere qualcosa di profondo. Un artista è, poi tu sei affezionato alla poesia francese, eccetera, no? Quindi alla sintesi di quello che ti sta intorno. E io in quella canzone lì ci ho visto l'idea di un uomo che dopo un lungo percorso artistico, respirando la società che gli stava intorno, ha respirato qualcosa che ha tradotto in quei versi e in quella musica, no? E francamente non è una canzone consolatoria, è una canzone bella perché apre alla fine, no, alla poesia, all'amore, alla vita, viva la vita, tu dici a un certo punto, dopo aver constatato però che intorno a te, insomma, si respira violenza, no? Io l'ho fatta un po' corta, ho semplificato, ho tagliato molto corto, però vorrei partire da qui. L'artista è quello che respira, quello che gli sta intorno per certi versi e lo restituisce secondo la sua propria arte, no? Sì. E ci sono anche affermazioni nella tua breve chiacchierata con questo libro. Poesia, cosa vuol dire poesia? Poesia dal greco poeio e dal latino poiesis, creare. Un creativo non può essere poeta se non crea, e per creare devi andare molto d'accordo con il tuo pensiero e con le parole. Il pensiero che pensa in greco viene in latino viene da pesum, che vuol dire pesare. Guarda com'è curioso. Pesare. E più esattamente vuol dire pesare la lana, una quantità di lana da dare alle filatrici perché gli diano una forma, cioè lo trasformano in un abito. Quindi vedi, è una metafora esatta di come quando noi pensiamo mettiamo in azione pesandole le parole, no? Dal pensiero esce la parola, pensiero e parola esce l'azione. Ed ecco che il poeta, attraverso le parole, che studia, che sa, ne estrappola allora il suono musicale, e allora il poeta diventa poeta melodista, perché le parole hanno la loro melodia, poi quando sei bravo anche l'armonia, no? E questo io l'ho sempre avuto sin da bambino, da ragazzino, perché evidentemente ci
ci si nasce, perché ero già molto romantico, già molto innamorato. Io ero innamoratissimo, mi vergogno a dirlo, ma io a 8-9 anni, io avevo già il mio amoretto, io ero pazzo per una ragazzina dagli occhi neri, denti bianchi, e sotto i tre scalini della sua villa, sotto la bottiglia di latte, che una volta c'era la bottiglia di latte in vetro, io mettevo già i versi. E quindi già scrivevo i versi. Poi dopo, quando mi hanno regalato una Eco, una chitarrella, allora c'è stato il connubio Ecco, come hai totale. scoperto la vocazione musicale? E te l'ho appena detto, la musica viene dalle parole per me, Prima altri la no. parola e poi la Io musica. assolutamente, io voglio dire. La musica è un tramite per me, per dire, ma io parto dal dire, e ho un modo però, che ho sviluppato bene col tempo, di usare le parole, dopo averle selezionate, per esempio ho scoperto che automaticamente le parole danno ritmo alla canzone se tu crei delle anafore. Le anafore non sono nient'altro che un modo di scrivere usando la ripetizione delle parole, quello che usava Dante. Per me si va nella città dolente, per me, ecco, capito? E quindi se io fossi acqua, se io fossi fuoco, se io fossi, vedi, queste sono anafore che non te ne accorgi, ma io do ritmo, e quindi hai dato una bellezza già alle tue parole, in più gli hai già dato il ritmo, perché c'è una poesia da leggere muta e poi c'è la poesia invece da leggere oralmente, e sono due tecniche di scrittura diverse, per cui vado a cercare appunto le allitterazioni, poi c'è un'altra che non mi ricordo come si chiama, c'è per esempio amore amaro, vedi che ti crea un suono, cioè due parole diverse nel significato ma non nel suono, ed amore amaro, questo ti crea già è già un movimento musica. musicale. Eccolo là. Ecco, tra l'altro, proprio per puro scrupolo di cronaca, io dico soltanto che Daiano ha scritto 2000 canzoni, forse tantissime, importanti e famose, altre meno. Incise 1 miliardo, Ecco, ma incise. per E dire altre 1000 sono a casa che gridano, urlano, facci volare, io non so più chi darle. Per dire qualche titolo che tutti conoscono, Sei bellissima per Loredana Bertè, L'isola di White, che è anche assurda, quasi è emblema generazionale. Perché no? è leggendaria, perché è l'unica che parla di quel fenomeno straordinario. Ma è scritto per i Nomadi, per Caterina Caselli, per Iva Zanicchi, per Mina, Gigliola Cinquetti. Un giorno insieme. Non sto a riassumerle. Quelli perché... erano i giorni della Gigliola Cinquetti, 50 cantanti almeno la fanno ancora, e soprattutto nelle orchestre che la fanno a cumbia. Quelli erano giorni, sì. Quelle la fanno, capito? Sì, come sì. Un'altra stupida che mi dà ancora invece da vivere, per me era stupido, invece avevo inventato il medley, perché l'ho inventato io il medley, lo devo dire. Io ho fatto una canzone per Pacchi e i Nuovi Angeli, che erano amici miei, con cui ci si vedeva sempre al Vecchio 400, che è un ristorante di Milano, dove ho scritto anche Sei bellissima su un tovagliolo, e mi è venuta questa canzone che era fatta metà di una parte originale e una parte faceva un remember, per cui era: ti ricordi più i nostri 15 anni, sulla strada della scuola ci si incontrava, e parlando del più del meno dei nostri affanni, con la radio sull'orecchio si sentiva "Oh Carol, I am but a fool, darling I love you". Dopo 2 anni è uscito Laurent Voulzy e i Rich Family con una cosa che hanno chiamato medley. Ma io dico, allora il medley l'ho inventato io. Il concetto era quello lì. E la prassi che poi Pacchi non l'ha più voluto fare, perché non condivideva l'idea di fare I'm so young, you are so old, di fare queste cose qua. E allora io ho creato proprio di sana pianta un gruppo che l'ho chiamato I Vicini di Casa, che sono andati in proprio così, senza neanche una promozione Senti, mi viene una stupida pesantemente. domanda, perché ho citato alcune delle canzoni anche celeberrime che hai scritto, no? Per alcuni protagonisti anche della musica italiana, ma quella a cui sei più affezionato, ce n'è una o una, due, tre, quattro, quelle a cui sei più legato, quelle che dicono di più di te, che ti appartengono di più, se si può dire. L'ultima di cui mi innamoro è sempre l'ultima che scrivo, che mi sembra sempre la più bella. È come quando ti innamori delle donne, no? Non è detto che la donna che viene dopo quella che hai già amato e lasciato sia più bella, ma c'è qualcosa di diverso. E allora per forza devo essere innamorato di Sei bellissima, perché Sei bellissima è forse l'unica
che ha 50 anni, quest'anno ne ha 50 perché l'ho scritto nel 75, ma è anche l'unica che ha questo curioso fatto, cioè che la cantano di più i giovani di oggi che ne hanno fatto un inno, come è successo appunto a San Siro, 80.000 che hanno cantato Sei bellissima a Taylor Swift, e lì mi sono reso conto di questo fatto. Credo che neanche Volare abbia questa caratteristica, perché Volare la cantano non certo i giovani non la conoscono nemmeno, no? Invece Sei bellissima la fanno i ragazzi e la fanno i sessantenni, settantenni, ottantenni. Senti, tornando al processo creativo e al processo anche credo di osmosi col mondo che ti sta intorno, no? Di scambio, no? Tu racconti nel libro, sei stato la mia prima casa è stata un locale da ballo, quindi vabbè, la musica è entrata direttamente anche nella tua in un locale poesia, da ballo, no? capito? Cioè io sono mio papà aveva uno dei primi dancing nel primo dopoguerra e già durante la guerra, questo dancing che si chiama Dancing Fontana, proprio perché io mi chiamo Claudio Daiano Fontana, e il palcoscenico era proprio adiacente alla mia casa, il muro della camera dove dormivo io era il sottofondo del dancing, quindi per forza io ogni tanto quando gli orchestrali andavano a casa a cambiarsi per fare la serata dopo le prove, per forza io prendevo tra le labbra un clarinetto che non riuscivo mai a far estrarne un suono, o la tromba, non sapevo che si dovesse pernacchiarci dentro, e quindi non potevo che non fare questo mestiere, perché lì passavano tutti i grandi cantanti dell'epoca e tutti sono passati di lì, Lenilla Pizzi, un grande che cantava Granada che mi colpiva per questa grande voce, Natalino Otto, quindi il swing. Quindi come faceva a non fare il compositore, poeta, musicista, cantautore quando qualcuno me lo permette. Poi arrivi a Milano e tu dici di Milano in quel momento, negli anni 60, fine anni 60, era una città effervescente, piena di giovani e di idee nuove. Che Milano era quella rispetto alla quale rispetto a quella che ha prodotto quella canzone che abbiamo sentito? Sì, ma era già io assorbo quello che era Milano universitaria, perché io facevo letteratura straniera alla Bocconi. Quindi già ero in questi ritmi già pazzeschi come ci sono oggi, poi perché c'erano già le destre e le sinistre di cui non volevo mai far parte, capito? Perché vedevo le botte, io le botte se posso le evito, e allora mi riparavo dove? Mi riparavo nella musica, perché fra l'altro io abitavo in via Teulier, confinante con piazzale Lodovica, dove guarda caso c'era questo bar unico a Milano, il Gattullo, frequentato da quelli che poi alla sera, che alla sera frequentavano. Ma lì c'era l'ufficio face di Iannacci e compagnia. Bravo, Cocchi e Renato. Diego, e poi ho avuto anche la fortuna di incontrare uno dei più grandi musicisti italiani, di cui se ne dovrebbe parlare di più, in certo senso è forse il più forte di tutti, Umberto Bindi. Dopo che avevamo scritto a casa sua, dove fra l'altro ho scoperto da dove veniva questa sua capacità di scrivere canzoni molto concertistiche, e perché lui mangiavamo, scrivevamo un po', poi dopo lui si stancava e andava a letto. Ma come andava a letto? Mettendo su Brahms, Bach, Liszt, Chopin, quindi evidentemente il cervello incamerava nel sonno, e lui dopo, quando si metteva al piano, per forza tirava fuori queste melodie straordinarie come il nostro concerto, come Arrivederci, e dopo si andava al Derby, e quindi io al Derby ho imparato proprio l'ABC dello stare sul palco, perché era un locale dove il pubblico era a ridosso dell'artista, perché il palco era piccolo. Quindi diciamo la poesia e il cabaret e il palco. Bravo, il cabaret. Quindi io dentro di me ho tutto. Se tu mi dici sai fare il comico per un'ora, io so fare il comico per un'ora. Con maestri come quelli del Bar Gattullo, insomma, si parte bene, no? Era un bell'ambiente vivace.
Sì, che poi vedevo proprio il funzionamento. Anzitutto prendevano 2 lire, 2 lire proprio. E poi dopo vedere questo padrone che era proprio il deus ex machina, che dava i consigli di come fare, di come non fare a questi artisti, a Cocchi Renato. Beh, il grande genio artistico era chiaramente Jannacci. Jannacci, che è stato quello che ha dato il via proprio a tutti quanti. E poi dopo Milano si spostava a Castellanza, si spostava lì perché c'era la straordinaria Antenna 3 Sì. Lombardia, dove quelli che non riuscivano a volare al derby, trac, mettevano le ali proprio lì, vedi Teocoli, Boldi. dove facevano delle cose straordinarie. Quindi mi sono imperniato del meglio che ci sia nel mondo quindi Milano mi ha dato moltissimo. Poi il caso, che poi noi chiediamo caso, quello che forse invece è Dio, non lo so, forse non abbiamo il coraggio di chiamare il caso Dio, però il fatto che io ospito, dopo che mi avevano cacciato dal pensionato Bocconi e che avevo preso invece come monolocale 3 locali e con gli altri locali mi pagavo il mio, e ogni tanto ospitavo qualcuno, tipo il mio compaesano, stessa spiaggia, stesso mare, Piero Focaccia. Entro nella prima casa discografica, la Compagnia Generale del Disco, cioè la CGD, e conosco il direttore artistico che si chiamava Crepax, che era il fratello del famoso Crepax. Guido. Esatto, il creatore Papà di Valentina. Bravo. E io avevo già un sembiante molto hippie, molto sessantottino dentro, ma lei scrive canzoni, sì, non molto pop, molto più ballate francesi, perché io amo molto. Mi porti qualcosa. Ecco, questa cosa mi interessa molto. Sì, Faccio una domanda specifica, perché il processo di selezione che tu stai descrivendo mi sembra che è un qualcosa che tutto sommato nasce dal basso, no? Cioè il talento riesce a emergere dal basso. Sì. Anche il bar è una forma, il bar Gattuso è una forma di palestra dal basso. Adesso mi pare che molti dei fenomeni musicali e non solo siano invece creati dall'alto. Cioè arriva il marketing diciamo, a impacchettare un qualcosa che sì, qualche qualità ce l'avrà, ma non è emerso dal basso, o sbaglio? È una lettura sbagliata? No, dici sempre il giusto, come parli tu sei la verità, amico mio. No, era un'ipotesi. Non riesco a correggerti niente. No, è un'ipotesi che mi faccio da osservatore, ma tu la vivi, è il tuo mondo, no? Per cui tu ne sai. Ecco, mi pare di capire quel processo che io te la volevo fare la domanda, com'è che riesci a entrare nel... Ma perché una volta le case discografiche, appunto. che importanza avevano? Avevano il fatto che avevano sapevano 2 fiutare o i 3 talenti. studi per gli artisti, per gli autori, quindi c'erano gli studi col piano, le chitarre, sì. hai capito? Quindi già tutto nasceva lì dentro. Cioè se uno aveva qualcosa di buono come musicista, lo faceva sentire quello diceva guarda il tizio e chiamava il interessante. cantante. E quello che è successo a me, che allora quando mi ha chiesto una canzone, sempre il caso, che non è mai il caso, ha voluto che io avessi appena letto i racconti di un grande chimico svizzero, Albert Hoffman, che aveva scoperto l'LSD. Bravo, e se l'era sparato sul suo braccio e raccontava le sensazioni, i viaggi, che nel tornare a casa la strada si allargava, si stringeva e i rami gli cingevano il collo, il viso. Orca miseria, questa è una storia psichedelica, e gli anni 60 era psichedelia, no? O psichedelia, non so mai come si dice. E allora ecco che io prendo la chitarra e parlo: con il corpo sono qui, ma la mente mia non c'è, come rami le tue braccia è un si altro aprono verso dei me, classici. il volto della vita, portata a sta canzone. Ha combattuto con varie avversarie fortissime, una era, mi ricordo, La Bambola, che proponevano a Caterina Caselli, ma Caterina si era innamorata di questa canzone, per mia fortuna, perché sino a chissà cosa avrei fatto nella vita, da avere professore di lingua e letteratura in qualche posto sperduto d'Italia, ma non lo so. E ha vinto subito il Cantagiro, non so quante settimane al primo posto in classifica, ma una volta c'erano quelli forti in classifica, quelli forti internazionali, adesso non me li ricordo.
ce l'ho a casa, gli articoli e quindi di lì ecco che il professore di lingua e letteratura capisci che c'è un mestiere che lo prende dal di dentro, anche se mi sarebbe piaciuto fare letteratura straniera, quindi parlare, ay que trabajo me cuesta quererte como te quiero, pero tu amor me duele l'aire, il corazón, il sombrero. Mi piaceva studiare e insegnare Lorca, dove addirittura osavo correggere i grandi professori, perché quando lo lessero yo che la llevé a Rio credendo la mozuela però tenia marito, io che la portai in fiume credendo la ragazza però aveva marito, e io alzai il ditino per dire io ragazza non l'avrei scritto. Come sarebbe? E sarebbe che uno che vuol portare al fiume una persona che crede vergine, ragazza non mi dà l'idea, perché abbiamo già nell'ippocampo bella impregnata la parola ragazza madre, e se una ragazza è madre non è più verginea. E entonces mi fa il professore, entonces, e allora io direi che io la portai al fiume credendola fanciulla, e invece aveva marito. Vedi, lo senti? Fanciulla, come cambia tutta la storia, il suono. Automaticamente se dici fanciulla, vedi una fanciulla che va al fiume con la margherita tra i capelli, una cesta di frutta, tutta vestita di bianco. Io la vedo così la fanciulla, la ragazza no. Non so se si possono spiegare i sentimenti dell'orecchio, perché non si discutono, o si sentono o non si percepiscono. Si percepiscono. Al di là della spiegazione razionale. È quello diciamo che gli spagnoli chiamano il duende, lo spirito della creatività, lo spirito. Ecco, allora com'è che ti viene fuori la canzone Il libro violento della vita? E guardandomi attorno, poi tu devi mettere che un poeta quasi sempre è molto cassandresco. Prevede. Sai, adesso magari non proprio come Cassandra, che lei proprio ci andava di brutto, cioè proprio ne soffriva proprio tantissimo. Però io so, adesso non voglio esagerare, io so di avere 4 occhi, io so di avere 4 orecchie, e per fortuna una bocca sola, perché non va mai sprecata la parola, fammi fare la rima. Quindi se io devo insegnare in una scuola, la prima cosa che insegno ai ragazzi, imparate ad avere 4 occhi, che vuol dire guardare, ma poi vedere quello che guardi. Ascoltare, ma sentire quello che c'è sotto l'ascolto. E poi parlare, ma come dicevamo prima, pesando le parole, perché le parole sono, come si dice, sono una spada, può ferire, può guarire, le parole sono una roba importantissima. Ecco, dal punto di vista prettamente musicale, Sì. quali sono stati gli imprinting fondamentali? Voglio chiamarli i maestri per dire, o comunque gli impulsi fondamentali che hai ricevuto, quelli che ti hanno stimolato di più, che ti hanno formato. Che tipo di musica ascoltavi, cosa ti piaceva? Eri un onnivoro? Mangiavi un po' di tutto? No, non ero onnivoro. No, non ero ancora rock. Non ero ancora rock perché, essendo poeta, a me emoziona la parola. E quindi io ero innamorato di Léo Ferré, di Aznavour, di Ne me quitte pas, ne me quitte, je te donnerai perle de pluie tombée du pays. Lì c'era la poesia in questi signori, quindi era la Francia il mio primo ascolto. O i poeti inglesi o americani, quindi Bob Dylan, che era un cane a cantare, però quello che cantava era straordinario. Non era più baby, I got you, baby, I got you, baby, I got you. E poi Donovan, sì, perché anche lui era abbastanza impregnato di poesia. Poi Johnny Mitchell, perché anche lei cantava cose non leggerine, quindi tutto ciò che era profondo, diciamolo pure. Oppure passavo da quelli che erano dei mostri proprio dello swing, perché nello swing c'erano 2 canzoni, perché Frank Sinatra aveva un gruppo di musicisti che con gli arrangiamenti creavano un'altra canzone, davvero, capito? L'arrangiamento, che cos'è l'arrangiatore? Quando è bravo, ragazzi, fa una seconda canzone. Per quello che spesso vedi altre firme vicino alla mia, perché io avevo l'abitudine di far firmare anche l'arrangiatore quando mi soddisfaceva. Spesso no,
spesso no, e lì ne soffrivo. Io per esempio quando ho vinto Sanremo, con Ciao cara come stai, non sono stato felice per niente. Tu dirai: "Com'è possibile? Hai vinto Sanremo?" Perché, l'arrangiamento non aveva rispettato l'anima che io avevo dato alla canzone. E la mia anima ehm, era una milonga quella canzone. Al compararle con otros hombres fue sempre un perdedor. Ta-da-ba-da-ba-da. Sai come si chiama? Piazzolla, il Sì, grande sì, sì, bandoneon. sì. Quindi io ho fatto un tango, una milonga. Querida, ¿cómo estás? Nadie lo esperaría. E invece è diventato un po' un coro alpino. Ciao cara, come Tutta stai? un'altra roba. Vedi che è tutta un'altra Sì, roba. sì, Allora sì. vedi, chi ascolta deve sapere che la canzone è esattamente come una donna. Senti, ti piace Paolo Conte? Una domanda che ha già la Beh, risposta, non p insomma, mi è venuto in l'unico mente per difatti che associazione di idee, no? difatti vedi, lui in Francia cantando in italiano ha ammaliato i francesi, che f non capivano cosa cantasse, che invece la sua forza è quello che Sai che ti canta. devo dare una pessima notizia? Sono le 10:59 e quindi dobbiamo pressoché salutarci. Faremo Però un'altra è troppo breve la puntata. cosa, perché stavamo entrando in un magico mondo, che è quello del a me mi affascina terribilmente il processo creativo, la capacità di descrivere il mondo con le parole della poesia, che nascono da te, ma che nascono anche dal rispetto per le cose e per la parola, È come già ci hai tutto insegnato scritto, tu, io non devo fare no? altro che Ecco, a me coglierlo. solo una curiosità, poi ci risentiremo, ci rivedremo, però perché hai citato Umberto Bindi tra i grandi maestri dimenticati, si può dire, no? Cosa ti ha lasciato dentro Umberto Bindi? Da un punto di vista appunto È la poetico, musica creativo, vera. musicale. La musica vera, perché la musica vera tutto viene da Bach, tutto viene Ecco, da questo è un altro Chopin, capitolo, tutto la viene musica da classica. Liszt, tutto viene da chi ha studiato, porca e qui purtroppo non ci sono io tra questi e difatti questa è la vergogna della mia carriera, perché io vado proprio, come si dice, a orecchio. Che almeno qui ci siamo, perché per esempio quando uno recita invece a braccio non capirò mai perché si dica a braccio. Il mio braccio non so il tuo, ma non canta, non recita. Eh no, No, no. non so perché si dice andare a Allora, braccio. a Francesco in regia, chiedo di mettere il volto della vita, Caterina Caselli, per salutarci adesso, poi ci risentiremo Che bello, insomma, quella prima che mi ha dato il via. 1970 dico giusto, No, l'incisione che no, abbiamo prima. noi è Ah, 70. no, no. Ma una storia che racconteremo, perché è una storia un po', che mi fa un po' soffrire questa canzone. Travagliata. Sì, è un po' dopo ci sono state delle contaminazioni che racconterò, ma, Beh, però nasce mi sembra nel '68 questa. 68 come Sì, me. sì, Nasce sì. nell'anno in cui Sì, sono nato io, sì. quindi il volto della vita. Caterina Caselli, grazie a Daiano. È una felicità. Grazie. Ciao a tutti.